Terza corsa, premio Lex BF. Sono i Gentleman in sulchi a 10-3 anni. Ritirato il numero 5, 1 Apple Pie C Carlo Ballotta, 2 Ariel di Poggio Sandro Gori, 3 il Doc DR Stefano Manzato, 4 Alice Sprint ZS Matteo Angeloni, 6 Avio Stella Nicola Rossi in seconda fila, 7 Apollo Grad Monica Gradi, 8 Nazar Uomo Patrick Romano, 9 Ania Michele Canali, 10 Arianas Matteo Zaccherini, 11 Amanda Lear, 1000 Zanichelli. Veloce Ariel di Poggio prende la corda su Aldog DR Alice Sprint ZS, 3 cavalli a ventaglio. Numero 10 Arianas Intanto squalificato. squalificata fuori corsa Arianas Fallosa. Apple Pie sia in seconda posizione. Vediamo cosa sceglierà di fare Sandro Gori. Sembra intenzionato a lasciare andare il favorito Aldog DR, che quindi prende la testa dopo 300 metri abbastanza graduali. Di fuori è rimasta Alice Sprint ZS, poi vediamo quarta alla corda Apollo Gradi, intanto i 400 van via in 37 col figlio di SJ Caviar che conduce con Stefano Manzato. Seconda posizione per Ariel Di Poggio a precedere Apple Pie C. Di fuori Alice Sprint ZS, poi vediamo avanzare a largo anche Another One More con Patrick Romano al pari di Ania. 600 in 46,3, siamo al passaggio davanti alle tribune con Aldoc DR che conduce sempre davanti a Ariel Di Poggio. Alice Sprint ZS all'esterno e Paul Paese la corda. Prova a avanzare Another One Move ma fanno un po' fatica i cavalli di fuori. 1-1-7 il giro, 15-4 la frazione qui davanti alle tribune con Aldoc DR sempre battistrada davanti ad Ariel Di Poggio. Alice Sprint ZS coraggiosa all'esterno, Apple Paese lì alla corda, il chilometro va via in 1.17,6. 15-9 la curva, stentano gli altri, si è formato praticamente un quartetto all'avanguardia con Aldoc DR a precedere Ariel Di Poggio, Apple Pie C e Alice Sprint ZS, frazione di là passata in 15-1 con sempre Ariel Di Poggio, seconda alla corda su Apple Pie C, ancora coraggiosissima Alice Sprint ZS con Matteo Angeloni all'esterno. Prova delle retrovie avanzare anche Avio Stella, siamo a poco più di 200 metri dalla conclusione, ultima curva passata in 15,4, retta d'arrivo in netto vantaggio Aldoc DR su Ariel Di Poggio, attaccato all'interno da Apple Pie C, ancora all'esterno da Alice Sprint ZS, alla fine viene a vincere Aldoc DR su una coraggiosissima Alice Sprint ZS, terzo Apple Pie C davanti ad Ariel Di Poggio. 1.16,6 la media al chilometro per il figlio di SJ Caviar della scuderia del Rinoceronte, il training è quello di Fausto Barelli, la guida di Stefano Manzato che viene a vincere da comodo battistrada, favorito a quota di 1,43, mentre notevole il secondo posto di Alice Sprint ZS su Apple Pie C. È tutto per la seconda di Bologna.